Cari telespettatori, eccoci anche quest'oggi insieme a voi, siamo in diretta, non è una registrazione, quindi siamo qua al lavoro, non stiamo facendo ponte con il nostro ospite, ve lo presento subito così entriamo nel merito della tematica di quest'oggi. Ben arrivato il professor Paolo Luca Bernardini, che Buongiorno, rappresenta Indipendenza Veneta, grazie, docente all'Università degli Studi dell'Insubria Como. Grazie di essere qui con noi, grazie professore. dottoressa. Allora, quello che è il tema che vorremmo affrontare oggi, che so che poi desta anche alcune perplessità, dubbi, curiosità in molti di voi che ci seguite, nel Veneto in modo particolare, perché poi Emilia-Romagna è una situazione diversa, è quella di quale indipendenza. Si parla più volte ne abbiamo anche trattato di questo tema, forse l'unica via d'uscita per la nostra regione è quella di staccarsi dal paese, un paese che va al catafascio, alla rovina, una regione che era trainante, tuttora pur malmessa come ci hanno sistemato e come hanno ridotto le imprese, comunque è messa meglio di altre, una regione leader nei settori produttivi, nel settore del commercio, del turismo e quant'altro, staccarsi dal resto del paese, salutare tutti quanti e andare per la propria strada. Modello Carinzia, per fare un esempio. Non dico Svizzera perché ha altri presupposti. È mai possibile questo? Cosa comporterebbe? Quali conseguenze? Quali ripercussioni? E poi giustamente le osservazioni che fanno alcuni. Ma un dipendente pubblico, da chi verrebbe pagato? I tantissimi pensionati e i soldi che finiscono nelle casse dello Stato, nella tesoreria unica, perché adesso tutti i soldi dei comuni sono finiti là, magari ci chiuderebbero le casse e quel che è dato e non torna più indietro. Insomma, ci sono tante situazioni che sollevano naturalmente dei dubbi. Nei momenti di rabbia uno dice basta, non ne posso più, chiudiamo i ponti con il resto del mondo, poi però bisogna valutare le cose. Noi abbiamo chiamato appunto questo esperto perché, essendo anche un giurista di professione, la cosa Storico più che giurista, storico, però anche lei è una matrice sì. di un certo tipo, può aiutarci a far chiarezza almeno ai nostri telespettatori. Poi come sempre, siccome siamo in diretta, potete telefonare, potete mandare i vostri messaggi. Allora, io vorrei un po' analizzare la situazione attuale. Abbiamo visto questi problemi di governo, maggioranze, opposizioni, inciuci o non inciuci, poco ci interessa, insomma andiamo avanti, siamo fermi ormai da 2 mesi, è una vergogna nazionale anche davanti al resto dell'Europa. Un'Europa che ci chiede unità, che ci chiede programmi, che ci chiede coerenza e soprattutto di rientrare in certi parametri. L'Italia non è in grado di farlo, arranca e l'unico sistema che finora ha adottato, ben chiaro, col governo Monti, è stato quello di tartassare i cittadini, prosciugare quello che poteva prosciugare, senza tagliare le proprie cose, perché ha tagliato ben poco, oppure ci ha dato l'illusione di, ma poi facendo i conti alla mano abbiamo visto che sono bazzecole a confronto di quello che bisognerebbe veramente andare a tagliare. Ma allora potrebbe un sistema autonomo, piccolissimo, staccarsi e accetterebbe l'Europa questo e sobbarcarsi certi oneri, perché poi altrimenti cosa facciamo? Si esce anche dall'euro? Ma con quali conseguenze? Perché rischieremo veramente di precipitare nel Veneto di tempo addietro, che era una delle regioni più povere, che poveretti ha visto tantissimi immigrati scappare altrove. Io credo che sia assolutamente possibile la creazione di un piccolo Stato, di un Veneto indipendente. Abbiamo dei modelli di geopolitica che ci dicono che gli stati più prosperi sono stati piccoli. Se lei va a vedere l'indice delle libertà economiche, che è prodotto da una serie di think tank, di osservatori di pensiero internazionali, tra cui l'Istituto Bruno Leoni in Italia, che contribuisce fornendo i dati per l'Italia, si vede che i paesi più prosperi e con maggiore libertà economica sono i piccoli paesi. Se lei va a vedere la classifica, al primo posto c'è Hong Kong, al secondo c'è Singapore, che sono una sorta di città-stato, Singapore è una proiezione della Cina, Hong Kong, e al terzo posto c'è un paese che potremmo definire da un certo punto di vista molto grande, che è l'Australia, però dal punto di vista della popolazione sono circa 20 milioni di persone, quindi è un paese piccolo. E poi seguono tutta una serie di paesi Però piccoli. l'Australia è sempre stata autonoma, però Singapore ha una storia Beh, ormai certamente, abbastanza vecchia di però l'Australia autonomia. ha raggiunto all'inizio del Novecento l'indipendenza quasi completa, anche se è sempre parte del Commonwealth dall'Inghilterra, ed è un sistema autenticamente federale. L'unico paese che troviamo tra i primi 10, che è un paese apparentemente grande, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista degli abitanti, ovvero gli Stati Uniti d'America, che hanno oltre 300 milioni di abitanti, sono un sistema autenticamente federale.
I vecchi stati prodotti dell'Ottocento, compresa la Francia e soprattutto l'Italia, ormai sono obsoleti. C'è un apparato centrale che assorbe tutte le energie produttive, tassando, come ha detto lei giustamente, tassando in particolare le entità produttive all'interno di un paese. In Italia stiamo parlando di Lombardia, al numero 1, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, perché sono le uniche 4 regioni che hanno un saldo fiscale pesantemente passivo, ricevono molto meno di quello che danno allo Stato centrale. Ecco, questo è il primo modello. Poi c'è un modello storico importante per il Veneto, che è quello di 1100 anni di indipendenza della Serenissima come entità politica Quindi prospera. forse... Ed era sicuramente un piccolo Stato, Quindi il modello del piccolo Stato è il modello vincente. Lei mi dirà, certamente la Germania, tra mille difficoltà, non si può certo mettere tra i piccoli Stati, però ricordiamoci che il sistema di tassazione tedesco è molto diverso. La Baviera, che è un'entità fondamentalmente produttiva abbastanza vicina al Veneto, sia geograficamente sia dal punto di vista delle varietà produttive, ha un bilancio nei confronti dello Stato centrale, uno sbilancio di appena 1 miliardo o poco più di 1 miliardo di euro, al confronto dei 20 miliardi di euro che dallo Stato centrale non ritornano in Veneto per essere sprecati o utilizzati nei modi più, diciamo, repellenti. E quindi, per usare un termine non particolarmente carico, allora, io credo che sia sicuramente possibile questo, che sia scritto nella geopolitica internazionale e sia scritto nel DNA storico del Veneto. In fondo ha avuto 2 repubbliche, una che è durata 1100 anni, aristocratica, oligarchica certamente, una che è durata un anno solo con Manin, dal 1848 al 1849, che comunque aveva un grosso supporto popolare, e credo che sia arrivato il momento per una terza repubblica veneta, moderna, federale al proprio interno, quindi rispettando tutte le possibili particolarità e autonomie delle Cioè varie. addirittura voi la Certo, proponete federale? all'interno, certamente, nel senso che il sistema di tassazione è ovviamente molto più leggero di quello che adesso impone l'Europa all'Italia per potersi mantenere, sostenere, sarà diviso tra una parte di tassazione pagata a Venezia, la capitale, che sarà una capitale molto leggera, e una parte grande delle tasse che sarà mantenuta, poniamo, nel Cadore, delle comunità del Cadore, o nelle comunità di Gaglio, o nelle comunità altre. Sarà divisa in tante piccole comunità, come era d'altra parte la Serenissima, con un peso fiscale molto più basso, perché se lei considera che 20 miliardi ci sono sottratti dallo Stato centrale ogni anno, se questi 20 miliardi venissero riutilizzati sul territorio, sarebbero risolti tutta una serie di problemi fino ad arrivare all'utopia assoluta di restaurare tutte le 1000 ville venete in abbandono. Allora, restando in piedi per terra, perché quando si parla di utopia molti ravvedono appunto in questa progettualità un po' qualcosa di utopistico, perché come la mettereste con l'apparato governativo in atto, in essere nella regione, quindi il presidente della regione, poi è già stato parlato di questo argomento in regione, però poi non c'è stato C'è stata istituita una commissione al cui interno il professor Bertolissi sta lavorando e altri miei colleghi che stanno lavorando all'interno di questa commissione. Vedremo gli esiti di questa commissione. Però Che cosa sta facendo questa commissione? sta vedendo la fattibilità dal punto di vista giuridico-costituzionale del referendum. Però le dico, del referendum, esatto. Cioè voi vorreste fare un referendum consultivo per capire quanti veneti di fatto avrebbero voglia di... Certamente, poi sa, il discorso del referendum consultivo, non esistono veramente poi in dottrina referendum consultivi davvero. Poi se si esprime una volontà del popolo, la volontà del popolo deve realizzarsi attraverso riforme politiche e cambiamenti radicali. Ma c'è sempre un primato della politica e della storia rispetto al diritto. Quindi certamente il titolo quinto della Costituzione sembra impedire una scissione dei territori, però ci sono delle forze che trascinano il diritto, forze che vanno al di là del diritto e che è la volontà dei popoli. Certamente, e questa è una cosa importante che vorrei ribadire per i nostri telespettatori, abbiamo una data epocale che
l'anno prossimo. Abbiamo il 18 settembre 2014, giorno in cui gli abitanti della Scozia saranno chiamati a rispondere, a decidere del proprio destino, ovvero se scindersi dalla Gran Bretagna. Ah, addirittura questo proprio non Certo, il eravamo 18 neanche... settembre 2014 gli scozzesi saranno chiamati a scelta. E le dirò, la situazione della Scozia non è così drammatica del Gazzettino piuttosto di qualche altro giornale. Giovane di 30 da York o da Durham, queste cittadine del nord d'Inghilterra, prendo la mia macchina e passo il confine con la Scozia, non leggo questo in Scozia, non leggo questo. E quindi Ma io lì, ecco, esatto, credo... ma lì la volontà, il desiderio, l'esigenza da che cosa è nata? Perché visto che lei ha queste Nasce, beh, conoscenze ci fa anche un certamente, po'... dottoressa, questa è una domanda importante. Nasce dal fatto che la Scozia fino al 1707 ha mantenuto delle prerogative parlamentari Quindi più che o meno erano il una periodo sorta di della autonomia Repubblica nel Veneta. 1707, sì, però precedentemente la Scozia era un regno. Mhm. Sì, L'idea certo, del senza Regno dubbio. Unito, E adesso invece, ma che cosa è scattato adesso? Al di là del beh, 1700 adesso che uno c'è non ha neanche memoria. un lungo processo nato all'inizio del Novecento, nato in parallelo con un processo che in realtà è stato un processo vittorioso, che è quello irlandese. L'Irlanda ha raggiunto l'indipendenza nel 1922 dopo una guerra. L'indipendenza è stata raggiunta col sangue, una guerra sanguinosa con Londra. Un'indipendenza parziale perché una delle contee dell'Irlanda, come lei saprà, l'Ulster, è ancora inglese, però il cuore dell'Irlanda, le tre principali contee sono rimaste, sono Però diventate l'Irlanda sta indipendenti. soffrendo dal punto di vista Certamente ha economico, sofferto cosa che molto, certo, l'Inghilterra ha non sofferto sta... molto, però si è ripresa, ha sofferto molto della crisi del 2008, però dal punto di vista economico è un'Irlanda in ripresa. Tenga presente che l'Irlanda ha voluto sfruttare anch'essa tutte le grandi possibilità che sembrava offrire l'Unione Europea, ad esempio aumentando spropositatamente gli stipendi dei propri funzionari pubblici. È uscita dalla crisi anche riducendola. Ad esempio, un professore universitario a un certo punto, nel 2000 in Irlanda, aveva gli stipendi forse più alti del mondo. Poi si sono resi conto che in effetti si poteva pagarli anche meno e avrebbero insegnato lo stesso. Quindi Certo. l'Irlanda certamente ha subito molto la crisi del 2008, però si sta ristrutturando al proprio interno e sta ritornando a Pian essere uno Stato pianino. importante. Tenga anche presente un'altra cosa, se posso, poi Sì, perché abbiamo concludo una telefonata in sull'Irlanda, attesa. che ci sono state 10 anni di più di crescita, quasi il 10% anno, che è una cosa che la storia e l'economia dimostrano come sia insostenibile. Sono crescite Certo. che poi devono cadere. Intanto il nostro progetto non è un progetto di carattere federalistico. Il federalismo in Italia non è... Quindi vi differenziate No, dalla Lega ma assolutamente sostanzialmente. sì, assolutamente sì. Il federalismo è qualcosa che non può essere introdotto a posteriori. O uno Stato nasce federale, o i processi storici dicono che perde piano piano la propria forma federale per diventare uno Stato accentratore. E le faccio due esempi. Un esempio è la Svizzera che lei ha citato prima. La Svizzera è uno Stato autenticamente federale, ma nonostante questo, la Costituzione del 1848, imponendo ad esempio una capitale, che è una capitale leggera, per carità, Berna, ma ha imposto una serie di misure centralizzanti che andavano contro allo spirito originariamente federale della Svizzera. L'altro grande modello di Stato federale sono gli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti durante i loro 2 secoli e oltre di storia hanno vissuto processi di profondo accentramento. La guerra civile americana, che noi conosciamo come guerra di secessione, Certo. ma anche proprio la stessa Costituzione del 1797 è un elemento centralizzante. Quindi per rispondere alla signora che forse è più interessata al presente, giustamente, che non alla storia, noi siamo per un'indipendenza assoluta, uno Stato che ha i propri confini, la propria bandiera, e poi sarà da discutere se avere la propria moneta o no. Ricordiamoci una cosa, che nel momento in cui si perde la sovranità monetaria, uno Stato anchilosato, uno Stato, anche l'Italia, ma tutti i membri dell'Unione Europea, hanno perso quello che li contraddistingue maggiormente, la propria sovranità monetaria. Quindi dal 1° gennaio del 2002 Cosa fa? l'Italia vive una sorta di vita dimidiata. Ma l'Italia, Però, non solo l'Italia, tutti i paesi che sono entrati nell'euro, ma perché è... hanno perso Certo. sovranità e a proposito di Costituzione qualcosa che era previsto dalla Costituzione, quindi Torniamo anche su la Costituzione questo. è violabile. Torniamo su questo. Pronto?
Sì, pronto, buona giornata. Buongiorno, da dove chiama? Delle province di Verona. Dica tutto. Niente, intanto voglio salutare e fare un plauso ai dirigenti di Indipendenza Veneta, Grazie. dall'avvocato Morosi, a Luca Caltarutti, a Ludovico Pizzati, al professore che sta parlando adesso, Bernardini, perché usano sempre linguaggi sobri, pacifici, legali, non sono mai usciti dal binario della legalità e della correttezza. Quindi, professore, si ricordi che siamo sempre in più che vuole l'indipendenza del Veneto, sempre di più, e anch'io ho votato a solo 20 anni fa Lega, ma dopo 2 volte mi sono accorto che finché devi passare da Roma si mettono a ridere quelli là, poi più a pretendere niente da Roma. Quindi forza, sempre più avanti e sempre più forti. Grazie. Buona continuazione. Grazie al nostro telespettatore, ha dato un bel incoraggiamento. Grazie, sì, grazie davvero. Allora, tornando alla signora di prima, poneva l'obiezione del ticket, per esempio. Ecco, allora tocchiamo l'aspetto della sanità. Abbiamo una sanità comunque di eccellenza nel Veneto, costosa per i cittadini rispetto ad altre regioni, perché abbiamo avuto telefonate da Roma quando parlavamo di sanità e certi cittadini romani hanno dei servizi che qui non hai o se non altro devi pagarteli, e quindi qui abbiamo una sanità d'eccellenza, però anche abbiamo un ticket su tutto più caro che non magari a Roma, per fare un esempio. Questo come potrebbe essere mantenuto in un'ottica di autonomia? Nel Veneto libero certamente ci sarà un'attenzione particolare a tutti i problemi che vanno sotto la categoria del sociale, e certamente c'è una tradizione medica a Padova gigantesca, una tradizione che risale all'Università di Padova, risale allo scopritore della circolazione del sangue, arteriosa del sangue, la scoprì a Padova, e la situazione è questa, come per altri settori. Quando il Veneto sarà indipendente potrà contare su una serie di forze del Veneto, dall'università all'ospedale, che saranno solamente che rivigorite dall'indipendenza. Non sarà necessario ricostruire dal nulla. Dal punto di vista della sanità, certamente, anche se è un partito con un'anima o comunque parzialmente liberale, certamente ci sarà una grande attenzione verso la salute della gente. Ma può una regione autonoma mantenere una sanità con costi guardi, di questo noi stiamo parlando quando noi riceviamo comunque dallo Stato dei finanziamenti per la nostra sanità? C'è un sanità? problema linguistico, noi proprio parliamo di uno Stato, lei sta parlando di una regione autonoma. Noi quello che vogliamo creare è uno Stato indipendente. Può lo Stato Veneto pagarsi la sanità? Ma certamente, tenga presente. Senza aumentare le tasse ai cittadini? Ma certamente, è sempre il solito discorso. Se a Roma vengono dati 70 miliardi ogni anno e ne tornano 50, nel momento in cui questi 20 di deficit sono reintegrati, naturalmente questi 20 saranno reintegrati per andare a coprire le situazioni più scandalose, cioè i buchi nella sanità, piuttosto che le pensioni con la minima di persone che non riescono, probabilmente come la signora che ha chiamato prima, non riescono più ad andare avanti. Non ci saranno più situazioni mostruose per cui ci sono deputati e senatori che sono stati in una legislatura per 10 giorni o 10 minuti in Parlamento, ricevono delle pensioni enormi, quando ci sono delle persone, dei veneti che ricevono 400-500 euro e devono morire di fame o andare a recuperare nei bidoni della spazzatura quello che sarà necessario per vivere. Lei giustamente ha messo in luce che ha fatto una battuta sulle ville venete, ma restaurare ville venete sarà l'ultimo dei problemi. Prima dovremo dare una dignità alle persone a cui lo Stato italiano la sottrae quotidianamente, costringendole a vivere con pensioni miserabili. Assolutamente. Togliendo loro la dignità. E naturalmente una volta che questo sarà fatto potremo pensare anche alle utopie delle ville venete. Allora, rispondiamo anche ai messaggi che sono arrivati. Ah, ecco, però io non li vedo. Li vede lei? No, li stavo leggendo. Li sta leggendo. Allora, ecco, quale autonomia, suicidi, valori persi per Roma e certi organi. Questa è una battuta, appunto, come dire, tanta amarezza perché si è dato tanto per poi e si è perso molto, perché rilacciandosi al messaggio che è arrivato precedente, quello ancora prima, è dire sì, eravamo una regione forte, eravamo una regione trainante, però con tutte le aziende che hanno chiuso, tantissime che stanno chiudendo, con grandissime realtà, lo sport system per esempio che non esiste più e quant'altro, ci resta veramente pochettino dentro. Ma per quello occorre diventare indipendenti, capisci? Perché nel momento in cui si è indipendenti su un mare di macerie, occorre diventarlo presto, perché nel momento in cui
sul mare di Macera, l'indipendenza non aveva più nessun significato, perché non basta essere indipendenti, poi bisogna anche pensare che c'è una concorrenza di un mercato globale, tale per cui i prodotti che sono fatti in Veneto magari verranno fatti un giorno in Cina a 10 volte meno del prezzo. Quindi, capisci, non è solo una questione di liberarsi da Roma e creare uno Stato indipendente, occorre farlo presto per consentire a ciò che è ancora di vitale, e sono convinto che in Veneto ci sia moltissimo ancora di vitale, soprattutto cioè la vitalità e l'intelligenza delle persone, dei veneti, non sia del tutto soffocato da questo Stato centralista, da questa sorta di dittatura fiscale in cui si è trasformata l'Italia. Quindi, Ecco. secondo le valutazioni che voi avete comunque fatto, la tassazione potrebbe essere meno impattante. Naturalmente, ma naturalmente. È un dato, perché questa è invece la preoccupazione al contrario. No, io credo personalmente che si potrà facilmente introdurre quella che si chiama flat tax. La flat tax, la tassa piatta, ovvero la tassa unica, una sola aliquota per tutti i contribuenti. Ricordiamoci che molti paesi che stanno emergendo, e sto parlando del Kazakistan. Il Kazakistan è un paese dove è stata introdotta un'aliquota unica del 10%, ed è un paese che cresce enormemente. Negli ultimi 20 anni, che si è liberato dalla dittatura sovietica, è un paese in enorme crescita, è un paese importante. Ma non solo il Kazakistan, la flat tax, l'aliquota unica, ad esempio, è applicata a Hong Kong, o è applicata in diverse realtà, moltissime realtà. Però una realtà in crescita è facile applicare l'unica tariffa, perché poi è fatta di veramente pochissimi ricchi. Ma certamente. Quando invece abbiamo una signora che può chiamare, o altri telespettatori di che siamo a conoscenza, che ha 700 euro di pensione, chi prende 1.500, chi ha un lavoro intermittenza e ne prende 600 quando gli va bene, e poi chi porta a casa, comunque dir che si voglia, 15, 20, 30 mila euro al mese, sta un po' sul gobzo avere una tariffa unica. Certamente, però tenga presente che un'aliquota unica comunque rispetta il discorso della proporzionalità al reddito, nel senso che pagando, se ad esempio il mio reddito mensile lordo fosse di 20.000 euro, che non lo è, pagando una flat tax del 10% ne pagherei 2.000, la persona che ha il reddito di 700 euro lordi ne pagherebbe 70. Le pongo tutte le obiezioni che possono essere... Certamente è un'obiezione, però certamente comunque è una tassa che incide maggiormente. Tenga presente che dal punto di vista della tassazione, dal punto di vista liberale classico, la persona che versa una flat tax del 10%, diciamo, lei ha fatto l'esempio di una persona particolarmente privilegiata che ha un reddito di 20.000 euro, certo, poniamo un notaio, un primario ospedaliero di altissimo livello. Questa persona dà allo Stato 2.000 euro, però poi non ha servizi maggiori rispetto alla persona che ne versa 70, capisce? Certo. Quindi comunque versa di più. Ecco, tenga presente che le aliquote fiscali d'Italia è il paese dove probabilmente si pagano le maggiori imposte, tra dirette e indirette, del mondo. Abbiamo visto dei dati eclatanti. Del mondo. Rispondiamo a un altro messaggio, per quel che riguarda il discorso, si faceva riferimento che ci devono mantenere adesso, e quindi il collegamento diretto con la cassa integrazione anche in deroga. Questa è un'altra realtà, perché adesso fino a ieri, per carità, dire andiamo autonomi, stiamo tutti quanti bene, una percentuale di disoccupazione veramente bassissima rispetto anche all'Europa, adesso percentuali in aumento, tantissimi giovani senza occupazione, senza opportunità, fabbriche che stanno chiudendo e tantissimi cassi integrati con percentuali veramente mostruose. Certo. Il terrore è dire, ma allora io perdo, se c'è un'autonomia, c'è un'indipendenza, esatto. Siccome questi soldi arrivano comunque da Roma, dall'Inps, eccetera, ma è sempre il solito discorso dei 20 miliardi in più, nel senso che saranno pagati, ci saranno poi, si creeranno dei sistemi forse più moderni rispetto alla cassa integrazione, che è un sistema ormai abbastanza obsoleto, cioè ci saranno comunque delle forme di riqualificazione della manodopera. Tenga presente che ci sarà... Noi stiamo parlando di indipendenza, poniamo che non si parlasse neppure di indipendenza. Pensi quanto sarebbe rilanciata l'economia italiana abbassando di 3-4 punti le aliquote fiscali, abbassandole di 2 punti. Pensi portandole invece da un'aliquota media, poniamo del 30% o più bassa, a un'aliquota del 10%. Questo l'hanno pensato enorme, tutti l'hanno pensato, enorme. meno che i nostri governanti. Ma questo non accadrà mai perché l'Unione Europea ci impone questa tassazione per mantenere il proprio sistema.
l'ha imposta dal 2011 in poi, quindi l'Italia bancario europeo, tecnicamente è un paese fallito, noi continua ad andare avanti, ma dovrebbe essere come un'azienda messa in amministrazione controllata. Ecco, l'Europa accetterebbe questo? Credo che, da quanto sappiamo con contatti diretti con Barroso ad esempio, con la Commissione europea, perché c'è e stato con un altri, rifiuto, no? Beh, no, non è stato un rifiuto, è stato un rifiuto di agire, di farsi parte in causa per l'indipendenza, giustamente. Deve essere il popolo che si fa parte in causa, come il popolo scozzese. Ricordiamoci che la Gran Bretagna è parte dell'Unione Europea, è fuori dalla zona euro, ma è parte dell'Unione Europea. Quindi gode di una serie di privilegi di questo club senza pagarne oneri. E questo è qualcosa che succede anche agli stati associati. Però tenga presente che certamente l'Unione Europea è nata come dai grandi padri fondatori, che avevano un concetto altissimo di libertà, Altiero Spinelli, Jean Monnet, Robert Schuman forse un po' meno, ma comunque tutti questi grandi personaggi che volevano comunque, quando l'Europa era dilaniata da una guerra terribile che era la seconda guerra mondiale, dare la possibilità di una pace duratura e quindi trovare una forma di federazione, di unione tra questi popoli europei, soprattutto tra due che si erano combattuti per secoli, cioè la Francia e la Germania. Magicamente diventano alleati con l'Unione Europea, quello che una volta era la Comunità Europea, poi l'Unione Europea. Però questa alleanza sta soffocando tutto il resto, capisce? Non è possibile creare ad esempio una moneta unica senza un governo centrale. È un prima-dopo, la figura retorica, no, i pochi che ormai fanno il classico si ricorderanno Lustrum Proteron, no? È un prima-dopo. Pensi che gli Stati Uniti si sono dati il dollaro unico solamente dopo la guerra civile americana. Quindi un passaggio ulteriore, certamente. Quindi l'Unione Europea deve ritornare a essere quel libero contenitore di scambi e di passaggi che ad esempio il Trattato di Schengen garantisce. Certo. Rieccoci con il nostro ospite, un po' il nostro telespettatore ha criticato una situazione che si è venuta a creare pesantissima, che poi sono i messaggi che arrivano, poi la situazione che viviamo, politica di grande incertezza e poi forti dell'esperienza di quel che sta succedendo. Nessuno cambierebbe le proprie idee politiche perché poi gli italiani sono anche così. Come queste diversità ideologiche, politiche di destra, sinistra, centro, di qua, di su, di giù, si mutuerebbero in un contesto di autonomia? Guardi, un contesto di indipendenza, perché c'è una parola radicale indipendenza. Va bene. Perché in fondo l'autonomia l'abbiamo già in Italia, ci sono 5 regioni che sono autonome, hanno un loro... Noi il Veneto non ce l'ha proprio. Il Veneto no, il Veneto è totalmente asservito, ma certamente io credo che sarebbe meglio non avere più partiti politici nel Veneto indipendente. Però io dicevo appunto, la convinzione politica innegabile resta, la diversità ideologica è proprio una connotazione... Ma andiamo a vedere se esista veramente, nel senso che aveva forse un senso una volta parlare di destra e sinistra. Io li vedo i partiti come gruppi organizzati che si alternano al potere, ciascuno cercando di sfruttare al meglio il momento in cui l'elettorato, ancora convinto che esistano differenze ideologiche, li ha votati. Nel momento in cui è venuto fuori, tra l'altro da un mio concittadino genovese che è Beppe Grillo, è venuto fuori questo movimento. Questo movimento ha messo un po' tutti in crisi, cioè ha portato i nodi al pettine. Ha portato il nodo al pettine ormai dell'assenza di veramente differenze ideologiche, semplicemente queste due bande che si sono contese il potere per 20 anni adesso si devono alleare perché è arrivata una terza che invece mette in crisi le loro posizioni. E quindi questo terzo gruppo semplicemente è stato il catalizzatore del processo che ha fatto sì che agli occhi di tutti il re fosse nudo, cioè si mostrasse che non esistono più differenze ideologiche, ci c'è interesse a gestire la cosa pubblica. Quindi io non vedo assolutamente differenze ideologiche, e come dice Beppe Grillo nel suo modo di dire quando è, diciamo, abbastanza educato, dice PD con la L, PD senza la L, non so, sono sigle ormai prive di ogni significato, insomma. Certo, questo vabbè, è un messaggio che fa riferimento a un altro ospite che è venuto, che ha detto che c'era un nostro PIL molto elevato, comunque un dato di fatto, però il messaggio precedente invece sosteneva un'altra cosa, che hanno fatto di tutto e faranno di tutto con i denti, tra virgolette, e con ogni strumento,
ed è normale pensarlo, visto che comunque per quanto ci hanno ridotto allo stremo, continuiamo ad essere abbastanza trainanti per non dare l'autonomia e l'indipendenza. E secondo Può darsi me di in sì, può tutti i darsi di modi, no. voi sentite questi ostracismi, queste difficoltà, le Ma vengono stati guardi, io l'ho scritto anche recentemente su un giornale di Como, la provincia dove collaboro, lo dico spesso agli amici di... Non solo il Veneto, la Lombardia, tutte queste regioni indipendenti, teniamo tutto per noi, tutta a casa e quindi teniamo l'Italia. Dovrebbe essere chiamato ogni italiano a dire se si sente italiano. Ci vorrebbe un grande referendum rifondativo. E questo è quello che dovrebbe fare Beppe Grillo per sopravvivere, perché altrimenti si sfalderanno, si sfarineranno, saranno completamente maciullati da questo sistema, come è stato dimostrato con questo governo che è stato creato da poco. Saranno totalmente maciullati. Chiedere, allora in questo caso non solo si creerebbe un Veneto probabilmente indipendente, una Lombardia probabilmente indipendente, ma si creerebbe un nocciolo duro dell'Italia. Qualcuno che verrà a chiedere, vuoi essere italiano? E sì o no? Allora, l'Italia che è stata creata sulle baionette, è stata creata da questa dinastia sabauda con gli aiuti dell'Inghilterra e così via, no? Senza mai nessun consenso popolare, è finalmente chiamata al consenso. Quindi lo strumento democratico deve essere rivalutato, deve essere chiesto se si vuole fare parte di una compagine statuale o no, perché non è mai stato chiesto a nessuno, capisce? E sono stati inventati dei miti fondativi. È stato inventato il mito della resistenza, non c'è dubbio, la resistenza è stata fondamentale, è stata importante, ha liberato dal fascismo, ma l'Italia era divisa in due, non era tutta l'Italia che voleva l'Italia come è nata dalla resistenza, era una guerra civile e ci sono voluti decenni per far capire che la seconda guerra mondiale era una guerra civile. C'è avuto uno storico di sinistra, Claudio Pavone, che scrivesse più di 20 anni fa un libro dal titolo Una guerra civile. Sono stati utilizzati i morti della prima guerra mondiale, ma erano ben pochi quelli che morivano per l'idea della patria, moltissimi erano coscritti. Per cosa? Per l'idea di allargare la patria, è un'invasione la prima guerra mondiale. Chiarissimo. Torniamo al presente, abbiamo veramente 2 minuti a disposizione. Quali saranno gli step che state percorrendo, che percorrerete adesso? Intanto la commissione giuridica insediata dal Presidente Zaia continuerà a lavorare sugli aspetti giuridici del referendum. Poi ci sono nostri candidati per vari consigli comunali e varie elezioni comunali, Vicenza, penso a Treviso, anche tanti piccoli comuni, e poi continueremo a essere presenti sul territorio, organizzare incontri e spiegare tutto quello che oggi ho spiegato ai telespettatori e a lei, che la ringrazio ancora di avermi invitato, e continuare in questo senso. Poi l'impatto che avrà la notizia di un referendum sulla Scozia, della Scozia per rimanere o meno, perché già il fatto indetto un referendum è esito. Certamente Sì, io sì. spero che gli scozzesi si liberino No, dalla soltanto Gran che Bretagna. Però, il pensiero che mi viene spontaneo è che nella Scozia ci sono gli scozzesi, c'è poca integrazione tra virgolette etnica, multietnica, no? Nel Veneto viceversa c'è una pluralità di persone che vengono da moltissime realtà, non solo moltissime regioni d'Italia, ma perché appunto col fatto che è stata una regione che è andata avanti, ha attirato moltissimo, ma anche dall'estero, quindi non è che il Veneto ha cioè la Scozia invece ha una connotazione ben precisa, anche caratteristica, per cui io non vedo tante similitudini. Beh, comunque insomma, Affinità. intanto geograficamente sono tutte e due, se vediamo, la Scozia guarda a nord ed è circondata dal mare, il Veneto guarda a questo tutte e due per lungo tempo delle entità statuali indipendenti. L'unica differenza, secondo me fondamentale, è il fatto che non esiste questa disparità di reddito tra il cittadino scozzese e il cittadino inglese, anzi se esiste è a favore del cittadino inglese. Quindi la Scozia riceve qualcosa dall'Inghilterra. Certo, Quindi, viceversa. ecco, quindi il loro discorso indipendentistico è molto più basato su fattori come induce lei, o etnici o nazionalistici o storici. Quello veneto è basato sia sul discorso storico fondamentale, sia sul discorso economico, perché è
completamente tartassato dallo Stato centrale. Certo, ultimissima cosa, siamo in chiusura. Un buchettino nell'Italia, perché a questo punto ci si troverebbe un'isoletta in mezzo al paese, perché non è che il Veneto sia dove è il Friuli Venezia Giulia, dove anche ci sta, o dove è Trentino Alto Adige, ma è un buchettino in mezzo. Sono sempre esistite nella storia degli stati che sono stati circondati da altri stati. Quindi una grande San occidentali. Marino. Potrebbe essere una grande San Marino, perché no? Poi bisogna vedere cosa deciderà di fare il Friuli, perché il Friuli in questo caso si troverà a essere totalmente separato Quindi allungate la mano al Friuli. Ecco, quindi sì, però il Friuli potrebbe essere benissimo una parte dell'Italia. Sappiamo che esistono territori che non hanno contiguità territoriale, che però appartengono a delle realtà. Se va la città dove nasce il grande filosofo Kant, Königsberg, che adesso si chiama Kaliningrad, è parte della Russia, però non è nessun confine con la Russia, si chiamano esclav. Chiarissimo da questo punto di vista. Benissimo, io la ringrazio di essere stata con noi in trasmissione, naturalmente ringrazio i nostri telespettatori di aver partecipato con i loro messaggi, con le loro telefonate. Infatti avremo ancora occasione, tra l'altro, speriamo di averla perché so che lei tra l'altro è occasionalmente qui in Veneto, perché viene poi dalla Liguria, no? Sì, io vengo in questo caso dalla Liguria, però vengo spesso da Como perché io insegno a Como. Però io sono un Veneto di elezione, io amo il Veneto, vivo qui proprio perché lo amo, per fortuna ho una professione che non devo essere ogni giorno in ufficio, certamente un piccolo privilegio, docente universitario non deve essere presente ogni giorno. Ci sono molto spesso, naturalmente a Como, dove sono in una bellissima piccola facoltà di giurisprudenza, con tutti i problemi di un'entità pubblica italiana, peraltro, quindi mancanza di fondi, difficoltà a inserire i giovani anche meritevoli, insomma. Tutti soffrono, quindi non solo, voglio dire che non solo gli imprenditori che sono nel privato, anche coloro che sono nel pubblico, che paiono essere privilegiati, soffrono di questa situazione, perché poi alla fine si è tutti sulla stessa barca che sta affondando. Assolutamente. Grazie ancora professore, grazie a voi telespettatori.